Buongiorno. Il Movimento 5 Stelle alla Camera ha presentato attraverso l'onorevole Galantino una proposta di legge volta non ad impedire ma a limitare l'accesso alla competizione elettorale nei comuni, quindi nelle amministrative, delle liste civiche. Questo avviene per quale motivo? Non perché il Movimento 5 Stelle sia contrario alle liste civiche, anzi è favorevole alla partecipazione e al civismo. Quello che il Movimento 5 Stelle ha voluto senz'altro con questa proposta di legge è fare in modo che le liste civiche siano vera espressione di civismo e di partecipazione e non siano cosiddette liste civetta, cioè delle liste spurie, false, a sostegno dei politici che magari si vogliono nascondere attraverso un malcelato civismo. Questo avviene alla Camera e non ha competenza nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, in quanto la nostra regione ha competenza legislativa a riguardo. Quindi il Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia ha mutuato questa proposta di legge facendola propria e declinandola sulla regione Friuli Venezia Giulia. In buona sostanza, quindi, noi andremo a proporre una proposta di legge per impedire sostanzialmente anche nella nostra regione, nei comuni della nostra regione, un dilagare, un proliferare di liste civiche che non abbiano in realtà senso civico. Alla base, di questa proposta di legge ci sarà imporre ad ogni lista civica che liberamente vuole competere per il proprio comune di indicare il proprio candidato sindaco e quindi di evitare sin dall'origine l'apparentamento con altre liste civiche rivolte solamente a determinare un gran numero di candidati per vincere le elezioni comunali. Quindi il Movimento 5 Stelle ha come obiettivo ridare competizione leale, seria e trasparente ai cittadini dei comuni di questa regione e limitare quanto più possibile i giochi di prestigio di cui i vecchi partiti politici sono abilissimi. Apriremo la discussione sull'ex regione Friuli Venezia Giulia e spero di vedervi partecipi e numerosi. Grazie.